Un uomo va sotto il balcone della donna amata per dichiararle il suo sentimento, sebbene lei sia già sposata ad un altro uomo che dorme al suo fianco. Ma chi è questa donna? E chi è l'uomo che canta? Voce Not è un componimento autobiografico. Nel 1903 Edoardo Nicolardi, che aveva 25 anni, si innamora di Anna Rossi, una bella ragazza di 18 anni. Ma Anna Rossi, per volere dei genitori, va in sposa a Pompeo Corbara, un facoltoso commerciante di ben 75 anni. Una notte, nella quale il tormento d'amore e gelosia più gli bruciava, Nicolardi scrive di getto il testo di Voce Not. Così è nata questa canzone, che viene musicata da Ernesto De Curtis. Risulterà che i testi sono di C.O. Lardini, che non è nient'altro che l'anagramma di Nicolardi. I primi due versi della prima strofa ci presentano lo scenario ed i protagonisti, la voce e la sposa. La voce resterà sempre solo una voce, nella notte in un vicolo semibuio. La sposa è bene individuata ed è la vera protagonista. Si sta voce te scedi da nottata manda da stringe o sposo tuoi vicina. Gli altri versi della prima strofa consigliano alla sposa cosa fare. La sposa non può averlo dimenticato, la voce è sempre la stessa, quella che dal tono timido le diceva parole d'amore, parlandole con il voi. Stata sciatata, si o sta sciatata, ma fa vedere caro orma a sonnechina non gli vicine la stava fa spia perché non può sbagliare sta voce mia è la stessa voce che quando tu sei tua scurnoso già parlava con buia. La seconda strofa è il vero centro della storia. Cerca di stuzzicarla, facendole capire che lui sa quanta voglia ha anche lei di lasciare il marito, mollare tutto, abbracciarlo e baciarlo come se non ci fosse un domani. Ma poi ha un moto di rabbia verso il destino che li porta a stare lontano, e allora baciati tuo marito e lasciami perdere. Si sta voce te canta d'indovora che la non te cerca e non te riga tutto dormiente lontana amore tutta l'amore e un dormiente antica si doveva smarie vuole bene na smarie va
casa d'Achille e da un porte vedi. Si sta voce che chiagna indantata te scedo sposa non aveva ora dice che senza non mi sta serenata dilla che norma e che sarà sicura dilla così di candida sta via o sarà pazza o vuole gelosia starà Cantis sola ma per casa a fare L'ultima strofa che avete appena sentito sembra essere il triste epilogo di una storia di un amore che non potrà mai essere consumato. A dispetto di quanto narrato nella canzone, però, il fato in qualche modo aiuta quest'amore, donando all'autore della canzone il lieto fine. Pompeo Corbara, il marito di Anna, morì poco dopo il matrimonio. Così Nicolardi e l'innamorata poterono coronare il loro sogno d'amore, un grande amore testimoniato dalla nascita di ben 8 figli, un amore senza fine e così forte da non poter resistere l'uno senza l'altro. Infatti, quando nel 1949 Anna morì, Edoardo tentò il suicidio.